Nuovo episodio di Road to Derby, il viaggio verso il 100° derby, nuovo qui a Chirivani in compagnia di uno dei veterani degli allenatori in Sardegna, Mario Micheli. Allora, ben ritrovato Mario. Grazie, buona serata a tutti. Mario, allora il derby giunto al 100° anno di edizione e la famiglia Micheli ha lasciato un'impronta ben impressa nella storia di questa competizione. Due tuoi fratelli hanno vinto il derby, Giovanni, giusto, con Iso e due Pietro. E due Pietro, Willaia e Aramisi, quarto. Che è la stessa linea di 29, se non sbaglio, dell'allevamento Chessa. Sì, giusto? Sì, giusto. Poi ha vinto tuo figlio Domenico. Sì, Domenico. Nel 2012 con Quitteness, sì. La sorella tra l'altro di Fedor Assaro, che in quegli anni era famosa per le sue vittorie al Palio di Siena, e tu da allenatore ufficiale, insomma, ne hai vinto due con Eros Diozieri e Odiseus, con la preparazione ovviamente di tuo figlio Francesco, quindi la famiglia Micheli nel derby c'è. E diversi piazzamenti, dai, grazie a Dio, sì, dai. Dicevo, la famiglia Micheli nel derby c'è. Nel derby sardo, sì, qualche presentazione l'abbiamo fatta, dai. Cosa ti ricordi di queste cose che abbiamo nominato, quelle vittorie dei tuoi fratelli? Mi ricordo benissimo. Tempi erano quelli? Tempi, insomma, cavalli andavano, Mi ricordo quello di Niso. Nel una 69, bella, se non sbaglio. Come? Nel 69. Sì. Una bella corsa insieme con Natascia. Un bellissimo derby. Sì, un bellissimo derby. Quillaia era facile, diciamo la verità, era superiore. Veramente facile. Eroso galoppava, ma era dura con Eroso. C'erano tanti cavalli buoni, lui galoppava, Non ha vinto soltanto il derby sardo, ha vinto anche il derby italiano, Eros Diozieri. Odiseus è stata la sorpresa. Però già aveva fatto vedere qualcosa, sì, Domenico, sì, però battere Ossidana Bella non era facile. No, era favorita. Era favorita. È stata una grandissima soddisfazione, giornata di grazia anche da cavallo. Ha vinto un bel derby, faceva sicuramente la distanza. Mi piace sottolineare di Eros Diozieri che prima di passare Francesco le redini ad Angioletto Godani, che sempre lo ricordiamo con piacere, aveva vinto lui. Esatto, giusto, anche il derby italiano. Con Angioletto ha vinto l'internazionale, il derby italiano, il derby sardo, tre corse da 17.000 euro al primo, tutti e tre. Quindi aveva anche monetizzata alla grande il cavallo. Stiamo parlando davvero di grandissimi cavalli. Odiseus, tra l'altro, si è rivisto in razza da poco con Ermione Divina, che ha vinto l'internazionale anche lei, la sua figlia. Quindi insomma, sangue non è acqua. No, sangue non è acqua. No. Senti, tu invece con la tua preparazione ci sei andato vicino, ma non sei riuscito a dare la zampata. No, Vicente, sì. Con Dorinda. Famelicamu, ha colto un bellissimo terzo posto 2 anni fa. Dorinda nel 2022 terza dopo una corsa con Platea. Ho incontrato un fuoriclasse. 2 volte battuto dai figli di Fabiana, Pantuosco e Fabiana Junior. Appunto. Secondo l'internazionale, secondo a derby con Platea. Sì. Lì c'era Pantuosco che era imbattibile. Imbattibile. Penso questi cavalli poi bisogna anche dare merito alla classe di questi fenomeni. Qualche rammarico di qualche derby che poteva andare meglio e non è andato? Qualche cavallo che magari avevi... Ma no. Oppure doveva andare... No, magari che un piazzamento con cosa, un canarino. È andato male il giorno. E poi aveva vinto lo la Maiden della settimana. Dopo. Canarino. Il giorno ha avuto purtroppo l'infortunio. La sfortuna l'anno scorso in corsa. Duralveto, sfortunato, quello è un rammarico grande perché lo volevo avere, perché c'era una condizione bellissima. Infatti poi ne vince 2 a fila, Sassari, dopo il derby. Non dico di vincerlo, però un bel piazzamento ci credevo. Ok. Allora Mario, questa è stata un po' la tua storia nel derby, quella della tua famiglia. Ricordiamo appunto le vittorie di tuoi fratelli Giovanni, 2 di Pietro, Francesco da preparatore, 2, che non è facile. Non è facile, no. Tanto di cappello, tutti questi risultati, la vittoria di Domenico in sella
Aquitaines, che era tra l'altro l'unica scuderia continentale ad aver vinto il derby, la scuderia appunto Milani di Siena. Questo passiamo a vedere i tuoi 2 fondo arabo con i quali vai a caccia del 100° derby. Partiamo da questo cavallo Italo, mi dicevi? Sardo. Italo Sardo. Figlio di Logudorese. Figlio di Logudorese, la mamma è una fondo inglese. Sì. Melisiana. Questa è una genealogia che salta addirittura a 40 anni. 40 anni, sì. Quindi trovare anche prodotti che hanno corso di questa linea è difficile, però c'è una bella linea di sangue, un cavallo che si presenta bene morfologicamente. Allora ti chiediamo subito le sensazioni. Sì, va benino, dai, per adesso sì, va benino. Poi bisogna vedere sempre incontrare gli avversari, però non è male, dai. Abbiamo detto un figlio di Logudorese, c'hai un quarto tu con una figlia di Logudorese. Sì, Ualop. Ce la stiamo dimenticando. Esattamente ne ha avuti tanti. Adesso non ho citato quelli che... sì, esatto. Però Ualop era una cavalla buona. Arriva forte il giorno. Ho avuto anche Gran Premio Sassari, Bernardo Milone. Sì. Lui è figlio di Logudorese. Dicevamo quindi l'incrocio arabo per fondo inglese che l'anno scorso ha premiato Gigi Grigio. Veniva appunto da questo incrocio. La debuttante è il 10 aprile, pensi di esserci? Sì, penso di sì. La prima giornata non ce la fa, ma per il 10 penso di sì, che sia in ordine. Senti, lui è allevato, proprietario? Allevatore e proprietario Mura Giovanni. Sì. Ok. Ricordando il nome, Italo Sardo. Allora, qua invece una femmina, giusto? Sì. Una femmina, Ida l'imperatrice. Ida l'imperatrice. Allora, qua sulla genealogia bisognerebbe fare un discorso molto lungo. A te la parola allora, visto che dai questa è la genealogia, la conosco da quando ero ragazzino. Trisnonna, bisnonna, la nonna già l'avevo io in scuderia. Imperatrice Ida. Che era un approccio del bene, giusto? Un approccio del bene. Una cavallina discreta, ha avuto parecchie corse. Però la linea ottima, direi. Il padre purtroppo si è fatto male il lavoro, non ha corso, ma allora, la linea... Ricordiamo infatti la genealogia di questa cavalla che stiamo vedendo è Vertigo de Mores, che è il fratello pieno di Nabila e Tornado de Mores, 2 terza all'internazionale, quindi anche un piazzato in una corsa titolata, internazionale vinto da 29. Da 29. E la mamma è Zenioseda, figlia di Franco di Montalbo, imperatrice Ida. Imperatrice Ida viene dal Raggio di Sole. Dal Raggio di Sole. Che ci dici questa cavalla? Che ti dico, ce l'abbiamo in domatura, però la linea cavallina la presenta benissimo, la linea è ottima. Io mi auguro che l'intervista me la fai al centenario del derby con questa. Non sarebbe male, no? Non sarebbe, no. Non sarebbe male. Beh, c'è una linea molto importante, anche perché il derby questa linea l'ha vinto con Zimbar e Batuman. Esatto. La linea, Frina del Pedralpa ha vinto l'internazionale, ce l'avevi tu. Che la mamma di quelli ce l'avevo io. Sì. Tanica del Pedralpa ha vinto il campo. Esatto. Insomma, la linea, diciamo, fiducia c'è, la carta poi. Questa è dal Raggio di Sole, da cui viene questa cavalla. È la stessa linea di Ermione Divina che ha vinto l'internazionale nel 2023. E Ganimede l'anno scorso è terza al Gran Premio di Coppa, non vince il Criterium della Gloria a Firenze. E quindi tutta una linea sviluppata negli anni, che proviene, come detto, da Cocca e dal signor Antonio Sanna, che ha galoppato il signor Malemaghi. Ci hai vinto anche tu? Sì, ho vinto anch'io, sì. Invece il proprietario e l'allevatore? Pala Giuseppe Giacomo. Peppino Pala. Sì, Peppino Pala. Peppino Pala, sì. Lo conosci? Sì, l'avevamo intervistato proprio in occasione del successo di Canarino. Bravo. Sì.
E con Dorina, anche quando ha vinto che c'era un trecesso. È vero. Non l'avevamo mandata in onda. Vabbè. Però dai. Sì, no, c'è fiducia. C'è fiducia, sì. Gran fiducia. Si presenta molto bene. Toccherà aspettare per vederla in pista. Beh, certo. Lo vediamo. Però ho molta fiducia in questa cavallina. Beh, le premesse ci sono dal punto di vista della carta e morfologico, poi toccherà parlare in pista come tutti. Tanto non abbiamo visto nessun filo di Carghes, visto che tutto il giro che ho fatto oggi era quasi tutti i fili di Carghes, quindi abbiamo riscoperto altri stalloni, altre linee di sangue molto interessanti. Mario, tutti presenti con questi 2 cavalli, come ho detto, speri come tutti di arrivare almeno a correre. A partecipare, poi si vedrà. È già una grandissima cosa partecipare. Quello che dico io. Quindi l'augurio che ti faccio è proprio quello di grazie di poter almeno partecipare, poi il risultato si vedrà. Questa è la cosa. È rivolta a tutti, poi giustamente i fattori sono tanti, a volte non basta neanche il lavoro ben fatto. No. Ci vuole la buona sorte anche per accompagnare certo. al lavoro. È vero. E fortuna anche. Ci vuole. vuole. Noi ti ringraziamo per averci aperto il box della tua scuderia. Quest'anno il formato prevede solo di visitare il fondo arabo che sono in allenamento, con la speranza di scovare magari poi a settembre del futuro vincitore del 100° del Bissardo. Quindi grazie ancora. Grazie a te. Ci vediamo al tondino. Grazie a te. Buona serata.